Quindi Emilio Perco e Riccardo Donè, Emilio Perco all'Atletica Feltre e Riccardo Donè, Atletica Jesolo Turismo, seguiti da Alessio Morini e Riccardo Donè, e l'applauso che viene ad accogliere Emilio Perco, Atletica Feltre, dominatore di questa gara. Ma attenzione allo sprint perché Morini non ci sta, reagisce. Alessio Morini, Atletica Vicentina in seconda posizione, Riccardo Donè, primo anno di categoria, in terza posizione per l'Atletica Jesolo, Federico Polesana in quarta posizione sempre per l'ANA Atletica Feltre. E si è scatenata la lotta per le posizioni di rincalzo. Vediamo Minatto, Andrea Minatto dell'Atletica Milano, che sembra poter aver la meglio nei confronti di Davide Marcon, che è una novità di questa categoria, il quale precede a sua volta Michele Scolaro dell'Atletica Vicentina. Anche Marco Lazzaro dell'Atletica Città di Padova va a concludere la sua gara e va a precedere Mirko Salvalaio dell'Audace Noale, che poi è seguito da Andrea Lorenzetto della Polisportiva Sporting Club Noale. Lo sprint tra Tommaso Pettenazzo e il numero 53 Filippo Urbinati, che è la spunta nei confronti dell'atleta di Padova. Tutti i concorrenti vanno a concludere la loro gara. Intanto vedo che si stanno preparando anche i concorrenti e le concorrenti della prossima gara, che si svilupperà sul 3 giri del percorso, 3 giri grandi del percorso, quindi 6 km per loro. Dominio intanto in questa gara allievi da parte di Emilio Perco dell'ANA Atletica Feltre, che come ricordavo in precedenza sta crescendo via via stagione dopo stagione. E abbiamo già la classifica ufficiale dei primi 10 allievi. Emilio Perco con il tempo di 13,43 vince la gara davanti ad Alessio Morini 13,44, Riccardo Donè 13,46, poi Federico Polesana dell'ANA Atletica Feltre, Riccardo Donè della Jesolo, poi Andrea Minatto della Libertas Milano, Davide Marcon della Libertas Vittorio Veneto, Atletica Vittorio Veneto Jager. Al settimo posto Michele Scolaro dell'Atletica Vicentina, poi ottavo Marco Lazzaro dell'Atletica Città di Padova, nono Mirko Salvalaio Audace Noale e decimo Andrea Lorenzetto dello Sporting Club Noale. Questa è la classifica ufficiale dei primi 10 della gara allievi. Ma andiamo a vedere la composizione dello schieramento di partenza della prossima gara. Avremo 37 concorrenti della categoria juniores maschile e per precisione sono per la Sporting Club Noale Ioslei Fraccaro, per Galliera Veneta Alessandro Graziotto, Ponzano Gagno Autotrasporti con Manuel Mussato, Filippo Andreose della Sindustria Rovigo, Filippo Gri della Libertas Tonom Vittorio Veneto, Riccardo Tosi dell'Assindustria Rovigo, Dennis Borchia dell'Atletica Insieme nel Food Verona, Andrea Denadai San Giacomo Banca della Marca, Mattia Vedovato Piombino Dese, Mecone Magoga dell'Atletica Mogliano, Isacco Bonesso Jager Vittorio Veneto, Manuel Vendramin Assindustria Sport Padova, Mattia Begheldo Jager Vittorio Veneto, Stefano Furlani Vicentina, Edoardo Pezzati Assindustria Padova,
Matteo Schiavon, Gagno Autotrasporti, Marco Pettenazzo dell'Atletica Città di Padova, Leonardo Bidogia, Jesolo Turismo, Luca Braga, Mogliano, Andrea Fortuna dell'Atletica Vicentina, Mattia Stival dell'Atletica Mogliano, Francesco Capitanio della Runners Atletica Murano, Andrea Cassol e Riccardo Fogliato della Vittorio Veneto, Alessandro Motta dell'Atletica Vicentina, Alessandro Gagno della Gagno Autotrasporti, Atletica Ponzano, Miro Buroni della Venezia Runners Atletica Murano, Martino Segat. È entrato da un'altra parte, rischia di non venire classificato in questa gara. Quindi se non siete passati dal cancello siete pregati di tornare indietro e ripassare dal cancello, perché c'era sospetto che qualcuno sia entrato senza passare. Poi non lamentatevi se non risultate nella classifica. Stavo dicendo di Carlotta Roccotelli, Riviera De Brente, Silvia Sommaggio, poi Gabriella Bonsi del Salcus, Romana Carlini dell'Atletica Città di Padova, Sonia Lorenzi, Dolomiti Belluno, Stefano Disconzi insieme New Food Verona, Sally Goldsmith, New Food Verona, Lisa Borzani, Città di Padova, Silvia Serafini, Industriali Conegliano, Maurizio categoria. Quindi venire nella zona delle premiazioni subito. Ripeto, dirigenti, accompagnatori, atleti delle società delle categorie giovanili, cioè le categorie che abbiamo premiato fino adesso. Grazie Beppi. Ok, vediamo qualche nome di questa gara. Cominciamo da Silvia Sommaggio per dovere di nobiltà. Silvia Sommaggio dell'Atletica Città di Padova è l'atleta da seguire per quanto riguarda la gara di cross lungo femminile, mentre nella categoria juniores maschile sono molti. Questi primi due si sta Giovanni Lazzaro, poi sempre nel gruppo di testa Leonardo Bidogia, e si sta agganciando anche Marco Pettenazzo all'inseguimento. Poi Enrico! E lì dai, forza, con calma dai, grande, dai! Dai Enrico! Dai Massimo! Non sta ancora a scorgere Silvia Sommaggio che sta guidando la gara femminile. Eccola, sta guidando questo gruppetto Silvia Sommaggio ed è molto vicina. Con i calzettoni bianchi lunghi. Dai! Dai Riccardo, dai Matteo, Adesso hanno fatto dai Chiara! Prima che ti doveva che fosse un'altra roba. Lecone e Leonardo sono partiti. Dai Alessandro, dai! Non aver paura! Dai Amato, forza! Dai! Chi? Se vede, può anche darsi che ne sia partiti, che sia che altri che non riesce a stare. Al quarto posto c'è Silvia Serafini dell'Atletica Industriali Conegliano, che ha il numero 57. Bravo Manuel, bravo! Mentre il gruppetto del concorrente di testa ha già imboccato la strada della zona del parco, la zona del parco imperiale. Sempre Silvia Sommaggio davanti a Chiara Leonzo, poi Chiara Renzo. Ma mi sembra che si sia inserita un 46, se non ho capito male, che risponderebbe al nome di una certa Michela Zanatta, che dovrebbe essere una delle favorite della gara.